Buongiorno, oggi sono a Sella Kianzutang e farò un tentativo per raggiungere la cima del Monte Piombada. L'anno scorso, circa un anno fa, ero qua di fronte con Davide, siamo saliti sull'Ovinzola e ti lascio il video sotto in descrizione e guardavamo dall'altro versante questo bel canale. In realtà il canale è un po' più alto, qui sto ancora salendo sulla vecchia pista da sci e quindi, visto che le condizioni sono buone, pericolo valanga 1, manto stabilizzato, ha fatto freddo tutta la settimana, devo dire che speravo di trovare la neve un po' più dura. Ora sto salendo sfruttando vecchie tracce di sci e ciaspole dove la neve è un po' più battuta e più dura e non si sprofonda, però come esco dalle tracce un po' sfondo, ma conto che salendo insomma la situazione migliori. Ad ogni modo faccio questo tentativo, c'è un sentiero estivo, una traccia nera, non è un sentiero del CAI, e vediamo. L'obiettivo minimo è arrivare ai paravalanghe e poi, che praticamente è una selletta, poi da lì deviare verso la cima, però già arrivare in sella sarebbe un buon punto d'arrivo. Dopo quasi 2 ore sono arrivato in selletta. Qui alla mia destra c'è la cima del Monte Piombada e dietro di me c'è una piccola cima che non credo abbia nome. Sono circa 1000-1500 e qualcosa. Dai 1400 in poi è stato devastante. C'è neve a tratti farinosa, ventata, comunque si sprofonda dentro fino al ginocchio. E solo gli ultimi 20 metri la neve era bella dura, quindi sono salito veloce solamente gli ultimi metri. Penso di averci messo quasi un'ora per fare 100 metri di dislivello. Ora mi mangio una roba e poi provo ad arrivare fino in cima. Qui c'è molta meno neve e sembra anche più dura, quindi salirò attraverso i paravalanghe e arriverò fino proprio alla cima o all'anticima. C'è un'altra cimetta qui davanti, vediamo un po' perché inizio a essere un po' stanco. Allora, questa è la cima dove dovrei arrivare, ma forse arrivo anche solo fin lì, vediamo. E poi il panorama verso nord, ci sono tutte le montagne della Carnia, con qua davanti Coglians e Chianevate, e dopo c'è tutto il gruppo dell'Ovinzola Verzegnis. Vabbè, allora ora mangio una robetta e poi riparto.
Bene, ci ho messo 2 ore e 17 e non sono arrivato in cima. La cima del Monte Piombada è quella qui, dietro alle mie spalle. Io sono arrivato in una specie di anticima, guardato sulla cartina, non ha un nome. E mi fermo qui perché per arrivare lì alla cima dovrei scendere questo pezzo qui, attraversare lì, risalire e salire fino alla cima. Non sarà un grosso dislivello, però devo farlo in andata e poi devo farlo pure al ritorno, perché io devo tornare a scendere per la via della salita. E visto che le gambe sono già un po' pesanti, devo tornare a fare tutti quei pezzi con neve farinosa, in più bene o male adesso un po' la temperatura si alzerà, forse, quindi probabilmente anche qualcosa che ho trovato bello duro adesso salendo probabilmente sarà un po' più morbido, per cui va bene così. Purtroppo mi perdo un po' di visuale sulla pianura, ma visto che è molto nebbiosa la vista più bella è sicuramente verso nord. Verso nord, vabbè, qui abbiamo la città di Tolmezzo e molto bello, con tantissima acqua, il lago di Verzegnis. Questo qui è veramente pieno, di solito in questa stagione è molto basso, invece si vede che non stanno facendo tanta corrente a Son Plago. E dopo, vabbè, come si vedeva prima, adesso si vede un po' meglio tutto il gruppo del Verzegnis Lovinzola. Qua giù davanti si vede bene l'Antelao, e prima dell'Antelao ci devono essere tutta la zona delle Dolomiti friulane, quindi la zona dei Monfalconi, Spalti di Toro, tutte quelle diciamo al confine col Veneto. Ora non so se riesco, vediamo se riesco a indicarti. Qui circa si vede una puntina, penso sia qua. Cioè, credo che il dito sia giusto, ma non sono sicuro. In ogni caso, su questa cresta qui, appena dietro, c'è una puntina che deve essere il Duranno. Si vede proprio solo la cima. E dopo la valle di Barcis, immagino questa qui, e il Piancavallo come prima. Poi purtroppo nebbia e il Piombada, dove c'è la croce qua. Anche verso est c'è una buona visuale, Prealpi Giulie. Ma anche si vede qua davanti proprio c'è il Monte Nero, quindi già in Slovenia, e dopo la Valresia, il Canin, Montasio, andando giù verso il Pisimoni, e poi si torna e si conclude il giro con i Monti della Carnia, quelli di confine che già ti dicevo prima. Quindi vabbè, qui hai le zone di Paularo, il Tersadia, poi dietro Castelvaldayer, Pramogio, il Coglianskia Nevate e via. Arrivare fin qui è stato abbastanza faticoso, però sicuramente ne vale la pena, sia per la vista, questa qui verso nord e le valli, ma anche c'è una vista, diciamo, particolare sulle montagne, sulle prealpi carniche, per cui tutta la zona qui sotto della Val d'Arzino. È molto bello. Sì, di solito queste zone qua sono un po' coperte per l'appunto proprio dalla cresta Piombada e dopo Picciat, diciamo questa cresta che divide il Tolmezzo dalla zona di Malgaquar, quindi Anduin, Sforgaria, quelle parti lì. È molto particolare, bella. Probabilmente anche d'estate è un bel giro, molto più semplice, cioè meno faticoso di come l'ho fatto io, e secondo me ne vale la pena.
Bene, sono sceso, adesso guardavo, si vedono i paravalanghe lassù e si vede anche la cima, probabilmente quella dove sono arrivato io, qua su dietro di me, qui dietro, qua, se vedo bene, non riesco a capire. È stata divertente la discesa, è in fresca praticamente, neve assurda, non pensavo davvero di trovare neve di quel tipo, immaginavo molto dura e in realtà quella bella dura, ramponabile, l'ho trovata solo gli ultimi 200 metri, 250, prima ho fatto una gran fatica e beh, comunque gran bella gita, a tratti sci alpinistica, nel senso aver avuto dietro gli sci sarebbe stato meglio. Probabilmente si può fare con gli sci, sicuramente fino ai paravalanghe, però serve un po' di più neve. Dopo i 1.400 c'era tanta, no, dopo i 1.300 c'era tanta neve, ma non a sufficienza per sciare bene. Probabilmente si sarebbe riuscito a fare già oggi qualche curva, però c'era qualche passaggio un po' difficile, anche se viene più neve non è che ci si diverte, però fino lassù secondo me si può andare. Comunque molto bello lo stesso, anche con picche e ramponi, è un itinerario ideale per prendere un po' di dimestichezza. Chiaramente oggi, come dicevo, la neve sì, non era al massimo fino a quasi sopra, però poi dopo l'ultimo pezzo c'è un po' di crestina, ripido, ghiaccia, quindi sì, è un buon itinerario per magari fare un po' di confidenza, fare un po' di allenamento per qualcosa di un po' di più spinto rispetto alle classiche gite. Poi secondo me anche d'estate è molto bello, è un bel panorama da lassù, una bella vista a 360 sulle montagne della Conca Tolmezzina, le Alpi Carniche Giulie. Poi se la giornata è bella si può spingere, ad esempio si vedeva l'Antelao molto bene. Ora qui sulla discesa ho fatto una deviazione, quando sono arrivato dove iniziava la vecchia pista ho ripreso la strada forestale per Casera Mongranda, non l'avevo mai vista, è una casera che hanno ristrutturato qui assieme alle altre, la Val e tutte queste qui della zona di Verzegnis, è aperta, c'è una stufa, un caminetto, c'era poca legna e poi sopra ci deve essere un sacco di posto anche per dormire, fuori c'è un bel tavolone, bel panorama sulla Conca qui su Sella Chianzutan, è una casera carina e si raggiunge in 20 minuti, penso mezz'ora proprio al massimo. Adesso seguo la strada, forse avrei dovuto tagliare là, vabbè la allungo un po' e vado torno a Sella Chianzutan che c'è il bar in sella, mi fermo, mi bevo una birretta meritata visto la fatica in neve fresca. Allora, come al solito io ti lascio sotto in descrizione la traccia su Strava e se c'è qualche indicazione, più il video che avevo fatto l'anno scorso con Davide sul Verzegnis. Sicuramente ecco, anche quella è una bella invernale molto più lunga, questa è decisamente più corta e sbrigativa. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Mai più sta cosa.